28 focolai sospetti nel Sulcis, 7 attivi nel Campidano di Oristano in Ogliastra, 11 capi morti e 12.000 quelli sotto osservazione dei veterinari. Con un autunno che sa di piena estate è allarme negli ovili della Sardegna e a destarlo è ormai da troppo tempo la Blue Tongue, la febbre catarrale degli ovini che tanti disastri ha creato negli ultimi anni negli allevamenti dell'isola. A lanciare l'allarme pochi giorni fa è stata la Coldiretti Sardegna. Preso atto dei focolai attivi nel Basso Oristanese in Ogliastra e del crescente numero di casi sospetti nel Sulcis, l'associazione scende in campo per chiedere alla regione urgenti misure che possano contrastare la diffusione del virus. Lo scorso anno, anche se non raggiunse le percentuali drammatiche tra capi coinvolti e morti nelle pesanti ondate che affliggono il comparto ovicaprino da oltre 20 anni, morirono oltre 30.000 pecore e ne furono coinvolte oltre 1 milione. La regione, ha dichiarato Battista Coalbu, presidente regionale di Coldiretti, su pressione di Coldiretti Sardegna alla fine stanziò 7,1 milioni di euro che non sono ancora arrivati nelle tasche dei pastori, nonostante l'organizzazione agricola avesse presentato un sistema che avrebbe consentito di liquidare le pratiche in poche settimane. Ora, a distanza di tempo, è di nuovo emergenza. Non c'è tempo da perdere, ha aggiunto. È fondamentale attivarsi immediatamente con un piano di emergenza che limiti al minimo la diffusione della lingua blu e i suoi effetti nefasti che purtroppo conosciamo bene, evitando la definitiva mazzata per un comparto afflitto dal caro prezzi e dalla pesante crisi economica che stiamo vivendo.